Un incidente stradale ha rallentato il traffico per almeno un'ora all'uscita di Nuoro in prossimità dello svincolo per la 131 all'altezza di Pratosardo. A provocarlo attorno alle 11 l'impatto tra un'auto e un mezzo commerciale. Nell'affrontare la curva che mette nello svincolo per Nuoro, i due automezzi, una Fiat Panda e un furgone Peugeot, si sono urtati violentemente. Il muso del furgone, che procedeva in direzione Ottana, ha toccato la parte posteriore della Panda diretta a Nuoro. Nell'impatto i due autisti sono rimasti feriti. Scattato l'allarme, a Pratosardo sono giunte due ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale di Nuoro e del Comando dei Vigili Urbani che hanno effettuato i rilievi di rito per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e appurare le responsabilità. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. A causare l'impatto tra le due auto probabilmente le condizioni della strada resa viscida dalla pioggia. L'incidente, per fortuna, data la pericolosità della dinamica con cui i veicoli sono scontrati, che hanno rischiato un frontale, non ha avuto conseguenze pesanti. Per un'ora il flusso veicolare è andato a rilento per consentire agli agenti della Polstrada di fare i rilievi e agli addetti alla rimozione delle auto di farlo in sicurezza. Sgombrata la carreggiata, il traffico, regolato dai vigili urbani, ha ripreso a scorrere senza problemi.